Ultima fatica nel girone d'andata per il campionato di promozione, siamo alle Terreforti per la 13ª giornata del girone B che vede la sfida tra Città di Villafranca e Messana, un match per le zone nobili di classifica visto che da una parte i padroni di casa sono reduci dal 3-0 il KO contro la Promente e puntano a riscattarsi dopo il quinto posto in classifica. Sul fronte opposto invece la capolista cerca ancora di mantenere l'imbattibilità e perché no cercare di aumentare il vantaggio sul San Fratello Acquedolcese. Vediamo allora le scelte di mister Cosimini per affrontare questa partita. In porta c'è Ferrara, a seguire Bonasera Giosuè, Fragapane, Gargiulo, Tricamo, Misiti, Ventra, Ferraù, Barbera, Rizzo e Giuseppe Bonasera. Si parte e dopo 13 minuti il primo squillo è locale, a sinistra Romeo serve Jacubu che lascia lì l'avversario, riesce a passare, la mette per il compagno di reparto Malan che all'ingresso in area viene toccato così da Bonasera. Calcio di punizione tra le lievi proteste dei biancoverdi. Al 31esimo ancora Romeo protagonista a sinistra, stavolta riceve, prova ad affondare, alla fine vede lo spazio, effettua la conclusione e colpisce il palo esterno. Città di Villafranca pericoloso con Nico Romeo. Dall'altra parte siamo al 38esimo, Ogbonda allontana così il pallone sui piedi di Ferraù che la tocca su Gargiulo, l'appoggia a destra, Peppe Rizzo, esplode la conclusione, la mette all'incrocio dei pali, fa 0-1 la Messana, sblocca il risultato al Terreforti, terzo gol in 3 partite per Peppe Rizzo dall'arrivo in giallo-rosso. Rivediamo a rallenti questa conclusione letteralmente imparabile. Al 41esimo però si fa male Simone Gazzetta, costretto a uscire al suo posto la vecchia, il calciatore bianco-verde. Un augurio di pronta guarigione. Minuto 48, approfitta del momento la Messana, sbanda il Città di Villafranca, punizione di Ferraù, letta male dall'estremo difensore Taranto, arriva così il gol dello 0-2, proprio una rete che taglia le gambe. A fine primo tempo la Messana conduce di 2 reti, al Terreforti decidono i gol realizzati prima da Rizzo e poi da Ferraù. Possiamo partire allora con il film della ripresa. Al Terreforti non ci sono cambi né da una parte né dall'altra, le emozioni ripartono dal 56esimo e Malan, servito da Marco Libero, a cercare una conclusione centrale tra le braccia del portiere Ferrara. Minuto 64, ancora biancoverdi con il lancio di Costa, tentativo di sponda da parte di Malan, arriva Ruggeri, il neo entrato con il tentativo di sombrero in aria, parata ancora di Ferrara. 66esimo, entra Ardiri per Misiti, 76esimo tocca a Russo per Barbera, l'ultimo cambio al minuto 85, fuori Ferraù, dentro Viscuso. Di lì a poco finisce anche il match del Terreforti. Città di Villafranca 0, Messana 2. La formazione giallorossa è campione d'inverno nel girone B di promozione e adesso per chiudere il 2024 ancora 2 gare, andata e ritorno di Coppa Italia contro la nuova rinascita. Amici di Wisport è tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima.